nata questa esperienza di coro e questa relazione con la danza e con il teatro? Allora, è nata un paio d'anni fa, io ho ricevuto una comunicazione sono stato chiamato dall'ufficio di Prestate e mi hanno chiesto se ero disponibile a incontrare col mio coro un gruppo di coreografi. Era il periodo del progetto At Your Age e il mio coro è un coro che l'età dei ragazzi va dai ragazzi ai 35 ai 75 anni, quindi sono parecchie età di mezzo. E in quell'occasione è nata l'idea prima di un lavoro con due coreografi, un coreografo olandese e una ballerina austriaca, poi sono arrivate tante altre cose e soprattutto in quei mesi lì abbiamo incontrato Chiara Bersani. E Chiara Bersani ci ha proposto un lavoro di ricerca, di sperimentazione, inizialmente era un lavoro proprio quasi corale, lei voleva quasi, mi aveva chiesto di apprendere le strategie, i segreti della direzione di un coro. E ci sono stati alcuni passaggi, alcuni momenti in cui abbiamo sperimentato questa cosa. Poi la strada, vuoi per ricerca, vuoi per sperimentazione, ha raggiunto quello che avete visto oggi sostanzialmente. Ha raggiunto non ciò che c'è nel coro, ma ciò che c'è prima del coro. E quindi tre esperienze diverse, perché Certo. ricordiamo poi c'è stato anche Sharon, Spring certo. quest'anno. E com'è avvenuto poi questo passaggio? Nel senso che penso non sia stato facilissimo o immediato, ci sono stati dei timori, degli entusiasmi poi. Allora, inizialmente i ragazzi si sono fidati di me. Personalmente amo provare cose nuove, non amo soffermarmi troppo in ciò che è facile e ciò che è anche ciò che tranquillizza il pubblico. Anche nel repertorio del mio coro trovano poco spazio le cose che piacciono agli altri. Cerco sempre la novità, ma non tanto fine a se stessa, quanto come proposta che deve stimolare, che deve comunque porre domande e non è troppo facile. Ah, ma questo lo so, è bello, mi rassicura. Quindi la sfida e se vogliamo le proposte che sono arrivate da Arthur Rosenfeld prima, da Chiara successivamente, da Sharon quest'anno, sono sfide che mi hanno stimolato. I ragazzi si fidano di me, ma è un rapporto di fiducia nato negli anni, 15 anni di vita assieme, 6 ore la settimana che viviamo assieme, non sono poche. E le perplessità ci sono state, molte. Quali erano quelle più forti? Quali sono state le resistenze? Non tanto nei lavori con Arthur, perché lì avevamo un ruolo di coro, di ottetto, cantavamo, appunto. Neanche con il ruolo di Sharon, dove cantavamo, e lì era il nostro ruolo tradizionale. Però oggi eravate in una chiave completamente differente. Con Chiara ed è stata questa la cosa che ci ha spiazzato, perché ha distrutto i nostri ruoli tradizionali. Li ha proprio spezzati, li ha smontati uno per uno, cercando di ricomporli però in una dimensione completamente diversa. Il coro può anche non esserci alla fine di questo lavoro. Con Chiara dicevamo questa cosa potrebbe durare all'infinito, perché c'è un inizio perché entrano delle persone, ma è come guardare dal balcone della propria finestra giù nella piazza e vedere le persone che passano, che interagiscono fra di loro. È questo che ci ha spiazzato, perché era fuori dai nostri ruoli. L'abbiamo capito un mese fa. Ma qui c'è stato oggi un rapporto anche diverso con il pubblico, quindi un rapporto quasi di dialogo, di gioco, Ma le dico che di vicinanza forse diversa. Il pubblico è la nostra quarta parete. In questo lavoro quando noi cantiamo il pubblico non lo vediamo di solito,
perché oggi sono i riflettori e comunque il pubblico è una presenza, sì, che avvertiamo dal punto di vista emotivo, ma non abbiamo la presenza del pubblico visibile come ce l'avevamo in queste occasioni o in questi lavori. Il pubblico è in questo caso che è la nostra quarta parete o è un quarto elemento nella scena e lo utilizziamo. Non abbiamo bisogno di interagire con il pubblico, ma lo utilizziamo come elemento scenografico, spostando la persona perché non ci piace messa in quella posizione, con il gioco di sguardi, neanche perché non è che cerchiamo di suscitare nella risata in altre situazioni. È lì il convitato di Pietro, che non ci dice pentiti. A proposito di elementi scenografici, anche lo spazio ha giocato, credo, forse un ruolo fondamentale, perché oggi eravate all'interno di un museo, con Sharon eravate in dei luoghi storici della memoria, e con Liz e Arthur eravate addirittura all'interno di una chiesa sconsacrata. E lo spazio in questo caso vi ha influenzato un po' il vostro modo di esserci, anche di cantare. Lo spazio ci aiuta nel cantare, ci aiuta per la dimensione sonora che viene a crearsi. Poi cantare in un luogo dove le opere d'arte fanno da corolla al passaggio delle persone. Sì, c'è quasi una forma di timore reverenziale, dobbiamo fare il meglio possibile, no? Non tanto per essere all'altezza delle opere, quanto comunque rispettiamo l'opera in quanto tale. Per lo spazio dal punto di vista dell'azione scenica di oggi è uno spazio completamente diverso da quello che abbiamo utilizzato, perché abbiamo lavorato al Garage Nardini, abbiamo lavorato nel piazzale del Garage Nardini, abbiamo lavorato in una stanza di 5 metri per 3, completamente asettica, muri bianchi, lampade a neon. È completamente diverso, anche perché anche noi abbiamo bisogno di guardare delle cose. Non è fatto soltanto uno degli aspetti di questo lavoro non è il guardare, voi che ci guardate, ma anche noi che guardiamo. E quindi il vostro corpo è entrato in risonanza con delle esperienze completamente diverse a cui siete abituati. Sì. Che cosa ha notato di particolare? Che cosa ha sentito? Proprio a livello fisico, che ha visto nei suoi colleghi? Allora, le dico una cosa. In questi 2 anni il lavoro con l'Ottetto in particolar modo, ho visto l'Ottetto crescere dal punto di vista umano. Crescere dal punto di vista umano, il conoscerci ancora di più, sotto vesti inconsuete, ci ha legato ancora di più. E questo ha migliorato l'esecuzione vocale. Se prima cantavamo eravamo, sì, 8 voci intonate, 8 voci che cantavano assieme, 8 voci che respiravano nello stesso istante o quando doveva essere respirato, però erano 8 elementi che si univano. Oggi è un unico elemento. Io vi ricordo alla fine dello spettacolo con Sharon molto emozionati, lo eravamo un po' tutti. Sì. Un'emozione particolare che ha voglia di ricordare o un'immagine particolare di questa esperienza? Dell'esperienza con Sharon? O quella che preferisce, un'immagine forte, un'emozione forte che ha voglia di ricordare a livello proprio di gruppo, di insieme. Io ho un'immagine che mi ricorre, che ho visto dalla prima volta che abbiamo affrontato questo tipo di lavoro. Non è un'immagine legata a uno spettacolo in sé,
ma lo scrivevo oggi ad una persona, mi raccontavo queste cose, glielo scrivevo, perché era una scintilla di luce negli occhi di ogni persona che ci guarda. Non è necessariamente, è lo sguardo, il volto delle persone che ci guarda. È questa immagine che non vedo assolutamente da musicista, faccio il musicista da 50 anni e non ho mai visto durante un concerto di musica classica o di musica di altro tipo. Qui lo vedo. Grazie. Prego, grazie a voi.